giocare ancora di più sull'altezza e anche la forma della testa, che è rotondo, sarà più uguale. Se quel gigante hai fatto grande, sì. Sembra piccola, ma è uno disegnata grande come le altre. Non è tanto la testa è piccola in proporzione al resto del corpo. Certo, perché ingrandendo il corpo la testa resta più piccola e ti dà l'impressione che tu non puoi far vedere un gigante ingrandendogli la testa. Invece devi variare la proporzione tra testa e corpo, soprattutto la parte, diciamo, più in basso, addirittura verso i piedi, perché allora ti dà il senso della pesantezza, della grossezza esagerare, no? Certo. Possiamo girare? No. No. Sono parte di tutto, guardate che capisce un po' quello che è il vettorismo. Dopo arriviamo a fare